Io ho visto una persona uscire dal mio cancello e l'ho semplicemente fermato per chiedergli perché era all'interno della mia abitazione. Dopodiché ho scoperto che era un ladro, all'inizio pensavo fosse un ladro, poi ho scoperto quello che ha fatto. Però io l'ho fermato perché volevo capire perché usciva da casa mia. Parla il signor Luciano, il vicino che ha avuto la prontezza di spirito di fermare la fuga del rapinatore omicida. Un rapinatore di 36 anni che vive nel Vittoriese ma di fatto senza fissa dimora, il marocchino che tutti chiamano Mohamed ha precedenti specifici per furto e rapina. Alla domanda del signor Luciano però lui con voce biascicata ha risposto così. Sono un bravo ragazzo e la signora voleva darmi da mangiare. E io volevo assicurarmi che questo fosse vero. Ma è vero che è scappato con una borsetta con dei surgelati? Una borsetta con dei surgelati. Nel frattempo il marocchino cerca di andarsene, inseguito dal signor Luciano che riesce a fermarlo davanti a questo cancello. Allora lo fermo, ma io mica sapevo cosa aveva fatto al signore. Infatti prima gli ho detto io. Cioè per me era un ladro, non era un assassino. Per me era un ladro in quel momento. E questo non riusciva praticamente a parlare, mi diceva. Aveva dei momenti di lucidità. Era, per dirti, dopo da qua è scappato, è saltato dentro un'altra casa, tempo che io faccio il giro, perché io non volevo saltare, ho fatto il giro del cancello perché conosco il proprietario, entro al cancello, che dormiva, russava, era fatto, russava. Un attimo dopo si tira su, prende il bastone e fa come per colpirmi. A quel punto intervengono i carabinieri che bloccano definitivamente lo straniero sequestrandogli i vestiti ancora intrisi di sangue. Una fuga ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della casa del signor Luciano, immagini da questa mattina nelle mani dei carabinieri che inchiodano il rapinatore omicida alle proprie responsabilità.